Veleni nella corsia della 4, tratto dall'Osservatorio Ambiente e Legalità della provincia di Venezia del 15 aprile 2013. Un'inchiesta condotta dal Nucleo Ecologico dei Carabinieri, segnalata da Daniele Zovi, comandante reggente del Corpo Forestale del Veneto, ha segnalato notevoli irregolarità nelle gare d'appalto per il movimento terra e il riempimento dei terrapieni. In particolare, numerose aziende hanno sottolineato come i prezzi proposti dalle aziende contrattrici dell'appalto non erano compatibili con un prezzo, con un lavoro legale. Queste aziende, secondo le indagini, avrebbero due guadagni. Nel primo, la ditta specializzata nel riempimento integra il materiale con rifiuti, risparmiando sul materiale di riempimento. Nel secondo, il guadagno deriva dallo smaltimento dei rifiuti stessi. Tutto ciò ha provocato la marginalizzazione dei procedimenti di affidamento normalmente previsti e l'esclusione della Corte dei Conti e dell'autorità di vigilanza dall'iter. Luigi Lazzarro, presidente della Lega Ambiente Veneto, propone l'eliminazione di queste procedure straordinarie, citando ad esempio il riempimento del sottofondo stradale nella Venezia-Trieste. Elia Mioni, presidente del Lega Ambiente Friuli, pone l'accento sul costo economico che avrebbe un'eventuale bonifica dei terreni e le indagini stesse. In caso si confermino i timori degli inquirenti, i costi sarebbero davvero ingenti. L'operazione appalto scontato, gestita dai carabinieri, avrebbe trovato in mezzo ai rifiuti tracce di vanadio, cobalto, nickel e cromo e, nel cantiere per il potenziamento dell'autostrada Venezia-Trieste, materiali avvelenati da nickel e arsenico. I denunciati sono Lino e Mario Mestrinaro, dell'azienda omonima, Italo Battistella, Maurizio Girolamo, di Intesa 3, e Maurizio Guidolin. L'attività riguarderebbe 40.000 tonnellate di inerti e sono stati comunque messi sotto sequestro 12.000 metri quadri di altri inerti. Le aziende compravano i rifiuti a 29 euro alla tonnellata e non venivano tali rifiuti smaltiti a 45 euro alla tonnellata, come previsto per legge, ma venivano rivenduti a 39 euro alla tonnellata come compost per materiali stradali. Delle possibili implicazioni risultano fortemente preoccupati il vicecommissario alla terza corsia della 4, Riccardo Riccardi, Enrico Razzini della società Autovie e l'assessore regionale alle infrastrutture, Renato Chiasso.